essere. Tragedia a Conegliano, 57enne tenta di uccidere l'anziana madre 88enne a coltellate e poi si toglie la vita ingerendo dei farmaci. La madre si salva, indagini dei carabinieri. Attentato questa notte nell'abitazione del giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti. Ignoti hanno esploso 5 colpi di pistola contro la casa padovana dell'ex direttore del giornale di Vicenza. Veneto ancora una volta flagellato dal maltempo, danni e paura dal veronese al bassanese, dall'alta padovana al trevigiano, agricoltura in ginocchio. Incidente a Castelfranco, autocisterna carica di olio di soia si ribalta sversando il contenuto sulla strada, intervento dei vigili del fuoco, strada interdetta. E ormai emergenza nella zona di via Pinelli a Treviso dopo le fiamme di sabato, un altro attacco incendiario nella notte e i danni di un'auto parcheggiata lungo la via. Entra in una camera d'albergo e spia l'ospite, la 18enne, mentre si fa la doccia e poi cerca un approccio sessuale, lavoratore stagionale arrestato a Bibione. 75.000 persone per la festa del Redentore blindata a Venezia, spettacolo con i fuochi della notte famosissima, ma a Sant'Elena un rave party abusivo con centinaia di giovani. È diventata virale la storia raccontata qualche settimana fa dal nostro telegiornale, la gattina Penny che da mesi vive all'esterno dell'ospedale di Oderzo in attesa di qualcuno che forse non c'è. Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati, buon inizio di settimana, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano il racconto per ora ancora incerto, ancora con pochi dettagli di quanto accaduto, di una tragedia che si è consumata nelle ultime ore a Conegliano, una tragedia della disperazione. La tragedia di una donna di 57 anni che ha tentato di uccidere l'anziana madre di 88 anni con 3 fendenti, 3 coltellate all'addome, poi convinta evidentemente di averla uccisa si è tolta la vita ingerendo una grande quantità di farmaci. Tragedia che è stata appunto scoperta poco fa nella tarda mattinata a Conegliano e la anziana madre in realtà è ancora viva, è stata soccorsa tempestivamente dai sanitari del SUMI, si trova in gravi condizioni ma dicevamo viva, fortunatamente ospedale a Conegliano in rianimazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Conegliano che stanno indagando per fare luce sulla vicenda e sul contorni di questa tragedia di cui parleremo ovviamente nelle prossime edizioni con maggiori dettagli. E poi la cronaca che ci porta a Padova con l'attentato inquietante, 5 colpi di pistola contro l'abitazione del giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti, ex direttore fra l'altro del giornale di Vicenza. Anche qui indagini a tutto campo e la solidarietà da parte delle istituzioni. 5 colpi di pistola, esplosi uno dopo l'altro, contro la casa del giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti. Il gravissimo atto intimidatorio poco prima delle 2 di questa notte in zona Chiesa Nuova, a Padova, dove il giornalista abita con la famiglia. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, anche se gli spari hanno raggiunto la camera da letto che si affaccia sulla strada dove dormono i figli del giornalista e all'interno della quale sono stati ritrovati 3 bossoli, mentre altre 2 pallottole hanno raggiunto il muro esterno. Gervasutti, svegliato dai colpi, ha immediatamente allertato i carabinieri che hanno chiuso la via al traffico e avviato le indagini con l'ausilio della scientifica. Si è detto sconvolto il professionista: non ho idea di chi sia stato, ha dichiarato, non ho ricevuto minacce ma non escludo che l'episodio sia legato proprio alla mia attività. Tutte le piste sono aperte, non si esclude si sia trattato anche del gesto di un pazzo che ha preso di mira un edificio a caso. Di certo attorno a Gervasutti si stanno stringendo con messaggi di solidarietà e sostegno colleghi e rappresentanti delle forze politiche, da cui arriva un'unanime condanna a quanto accaduto. La solidarietà che è arrivata in queste ore dal governatore, fra gli altri dal governatore Luca Zaia e anche dal ministro dell'interno e vice premier Matteo Salvini. Adesso con il maltempo che ancora una volta, come ormai accade quasi ogni giorno, si abbatte sul Veneto dopo una giornata di gran caldo, una notte da incubo che ha attraversato diverse province. Vedete, queste sono immagini della grandine che si è abbattuta ad esempio nell'Alto Padovano, ma non solo, temporali, grandine, forti raffiche di vento, dalla bassa veronese che un 50 interventi e un'acquazione
che ha abbattuto decine di piante, legato scantinati e sottopassi. Peraltro c'è stata una tromba d'aria che è passata nella zona di Mantova e ha creato problemi anche ai confini proprio con la provincia di Verona, con un lungo blackout. Poi, come dicevamo, nell'Alta Padovana ancora danni da grandine soprattutto, ma anche nel Vicentino e nel Bassanese, con le colture completamente devastate. E poi ancora maltempo nel Trevigiano, anche nella Marca Trevigiana, anche qui danni da vento, con anche la copertura di una capannone che è pericolosamente volata in strada. Vediamo. Serate da incubo per i vigili del fuoco chiamati in diverse zone del Trevigiano. Il maltempo sembra non voler abbandonare la Marca. Quasi ogni sera piogge e raffiche di vento. Ieri le zone più colpite dai temporali sono state tra Istrana e Castelfranco. Una quindicina di interventi e diversi mezzi impegnati, tagli di piante, scantinate e garage allagati. A Cusignana, con una folata di vento, è letteralmente volata via la copertura di un capannone. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare con i teli il tetto del fabbricato. Sabato notte stessa situazione, un temporale si è abbattuto nel Trevigiano con un violentissimo acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento che hanno assunto in breve tempo la configurazione di una tromba d'aria. Le zone colpite sono state tra Canizzano e Quinto. Numerosi alberi sono stati sradicati, per questo è stato chiuso anche un tratto del percorso ciclopedonale Treviso-Stiglia, dove piante e grandi fusi si sono abbattuti lungo la via. Non solo, ma diversi danni anche ai pali della luce e del telefono. Al cimitero di Canizzano, a causa delle raffiche di vento, sono state danneggiate anche alcune tombe. Colpita anche la Nualese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per liberare la statale dalla caduta di rami ed alberi. Oltre 25 vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 3 del mattino per sistemare i danni del maltempo. Secondo le previsioni meteo, l'allerta rimane fino a questa notte. Un'estate decisamente anomala, giornate di sole, nottate da incubo, con tuoni, lampi, pioggia e raffiche di vento. Non è ancora chiaro se è stato il maltempo la causa dell'incidente che è avvenuto alle 5:30 di questa mattina a Castelfranco, quando un'autocisterna si è ribaltata. Era carica di 30.000 litri di olio di soia per alimenti, ed è successo appunto a Castelfranco, lungo la strada regionale 53, circonvallazione est. Il conducente è rimasto ferito leggermente. Il problema è stato logistico, appunto, per le decine di migliaia di litri di olio che sono riversate sulla strada e che hanno quindi costretto i vigili del fuoco a un travaso del restante olio che era rimasto nella cisterna e poi a pulire la strada per evitare ovviamente che ci fossero problemi alla circolazione. Adesso invece a Treviso, rimaniamo a Treviso ma nel capoluogo della Marca, perché soltanto sabato avevamo raccontato dell'ennesimo colpo, chiamiamolo così, del piromane di via Pinelli. Ebbene, nemmeno 48 ore dopo un altro attentato incendiario contro una vettura. Non c'è pace per i residenti di via Pinelli e dintorni. Nella notte il piromane, che da più di 2 mesi appicca incendi ad auto e motorini, è tornato a colpire ancora una volta, ad appena 2 giorni di distanza dal rogo che ha semidistrutto una Citroen parcheggiata in vicolo Fratelli Bandiera. A finire nel mirino, questa volta, a nemmeno 200 metri di distanza, una Skoda bianca parcheggiata lungo via Pinelli. Poco dopo le 4, un botto e le fiamme, che hanno svegliato diversi. Interverremo quanto prima per mettere fine appunto a questo momento di disagio che crea veramente paura e francamente vedere. C'era un problema sul servizio, adesso vediamo il servizio che riguarda il piromane che ha colpito la scorsa notte, l'ultimo colpo del piromane in via Pinelli. Interverremo quanto prima per mettere fine appunto a questo momento di disagio che crea veramente paura e francamente vedere le auto incendiate di cittadini che nulla c'entrano con questa persona effettivamente crea rammarico. Era stato il suo primo sopralluogo dopo la notte elettorale che lo aveva visto diventare primo cittadino di Treviso. Mario Conte si era recato in via Cacciatori del Sile sul posto del rogo numero 3. La mattina del 12 giugno per vedere da vicino e rassicurare i residenti. Parole vane, anche perché il piromane è tornato a colpire ad appena 1 mese di distanza. Oggi il sindaco non può che tornare a pronunciare quelle parole. Gli inquirenti stanno anche indagando su come
poterlo cogliere in flagranza di reato per poter mettere fine a questi continui atti vandalici. Mi dispiace per i cittadini di quel quadrante, perché capisco il loro disagio nel sentirsi prigionieri appunto di un'unica persona. E promette di fare pressione per intensificare i controlli, non escludendo il posizionamento di telecamere di videosorveglianza. Già nelle prossime ore comunque contatterò il questore perché la polizia sta portando avanti le indagini e chiederò appunto di intensificare anche i controlli in quella zona specifica. Se sarà necessario provvederemo anche all'installazione di una telecamera. Allora, queste erano le parole di Mario Conte nel sopralluogo di sabato. Peraltro lo stesso sindaco ha effettuato un altro sopralluogo stamattina. Vediamo allora quanto è successo nelle ultime ore in via Pinelli. Non c'è pace per i residenti di via Pinelli e dintorni. Nella notte il piromane, che da più di 2 mesi appicca incendi ad auto e motorini, è tornato a colpire ancora una volta, ad appena 2 giorni di distanza dal rogo che ha semidistrutto una Citroen parcheggiata in vicolo Fratelli Bandiera. A finire nel mirino, questa volta, a nemmeno 200 metri di distanza, una Skoda bianca parcheggiata lungo via Pinelli. Poco dopo le 4 un botto e le fiamme, che hanno svegliato diversi residenti, scesi in strada allarmati e sempre più impauriti per il ripetersi degli attentati incendiari. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti della questura che, è l'auspicio dei residenti, si spera arrivino al più presto ad individuare il responsabile. Da maggio si contano ormai ben 6 episodi simili in questo quadrante della città, tra via Pinelli, vicolo Fratelli Bandiera e via Cacciatori del Sile. E adesso parliamo della tragedia che abbiamo raccontato sabato, la tragedia riguardante la fine del carabiniere Antonino Modica, che era stato travolto e ucciso da un camion, da un tir, lo ricorderete, abbiamo parlato sabato. Questa mattina, come vedete in queste immagini, le bandiere a mezz'asta nel comando dei carabinieri e presso appunto il comando dei carabinieri di Arquà Polesine, presso la stazione dei carabinieri dove aveva servizio il carabiniere ucciso. I funerali sono stati stabiliti, i funerali si terranno domani alle 17 presso la chiesa parrocchiale di Arquà Polesine e, come ricorderete, già sabato era arrivato il messaggio di cordoglio anche del capo dello Stato Sergio Mattarella per la tragedia che ha visto appunto vittima il carabiniere, l'appuntato, morto nell'incidente. Adesso a Bibione con la vicenda di un stagionale, un cameriere stagionale, un lavoratore stagionale in un hotel del litorale che viene arrestato per aver spiato, ma non solo, una giovane ospite di un albergo. Ci racconta quanto accaduto Tiziana Bolognani in diretta telefonica. Sì, buongiorno dalla redazione di Venezia. Come dicevate da studio, i fatti sono accaduti a Bibione, il responsabile è stato individuato in un 21enne di origini albanesi, in questi mesi lavoratore stagionale in un albergo del litorale. Il giovane, secondo il racconto delle vittime, avrebbe molestato 2 colleghe introducendosi nelle loro camerette. In un caso avrebbe spiato una 18enne che si stava facendo la doccia e successivamente le avrebbe riversato addosso attenzioni morbose al punto da costringere la ragazza ad urlare per chiedere aiuto. Un paio di giorni dopo, con il medesimo modus operandi, le attenzioni del 21enne si sarebbero riversate su un'altra ragazza, che è la cameriera stagionale, con la quale avrebbe voluto avere un rapporto sessuale. Rapidissime le indagini, i carabinieri hanno individuato il 21enne ieri sera, il giovane è stato posto in stato di fermo di polizia giudiziaria per l'ipotesi di violenza sessuale e al termine delle formalità di rito il ragazzo è stato portato in carcere. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso a Padova con una rapina della trafficatissima via Venezia. Rapina sabato sera in via Venezia. L'episodio di fronte al negozio Brico, un uomo di origine tunisina mentre si trovava in strada è stato avvicinato da alcuni connazionali. In pochi secondi lo hanno fermato e minacciato con un oggetto contundente. L'uomo ha tentato di difendersi ed è stato ferito ad un braccio. Il gruppetto di ladri è quindi fuggito con in mano lo zainetto della vittima. Sul caso sta indagando la polizia. Lasciamo la cronaca adesso, o meglio in parte lasciamo la cronaca, parliamo della notte famosissima, la notte del Redentore, dei fuochi con 75.000 persone per vedere lo spettacolo, ma anche il fuoriprogramma di un rave party abusivo a Sant'Elena. Ci racconta
Come è andata Ilaria Marchiori da Venezia? Ilaria. Buongiorno da Venezia. Anche quest'anno, nonostante la pioggia, la festa del Redentore ha attirato migliaia di persone in laguna. Dopo la cerimonia di apertura del ponte votivo, i festeggiamenti si sono spostati sulle rive e sulle barche addobbate a festa come da tradizione, con musica, balli e cibo, fino all'appuntamento più desiderato, lo spettacolo pirotecnico che alle 23:30 in punto ha tenuto con il naso all'insù oltre 70.000 persone. 40 minuti di luci con un fronte di fuochi di 420 metri al centro del canale della Giudecca, che quest'anno erano dedicati alle 4 stagioni, come vediamo nei molti video che sono stati girati dai nostri telespettatori, come Alessandra Battan, che ringraziamo per averci inviato. All'unisono con i fuochi in laguna, però grande festa e tradizione in terraferma da Seggiano, Favaro, Malcontenta e Pellestrina. Tutto si è svolto regolarmente, ha riferito il comando di polizia locale. Non si è registrata alcuna criticità sul fronte della viabilità pedonale in centro storico e neppure nelle aree più sensibili come il ponte dell'Accademia. Unico neo qualcuno nelle zone periferiche in realtà ne ha approfittato per fare bagordi, come ad esempio nell'isola di Sant'Elena, dove un centinaio di giovani ha organizzato un rave party non autorizzato e nemmeno troppo improvvisato, visto che erano ben attrezzati, con musica altissima fino a circa le 3 di notte. A pochi passi dai bagni pubblici, vicino alle giostrine in cui giocano i bambini, la zona era anche piena di spazzatura e i dipendenti di Veritas hanno lavorato fino alle 9 inoltrate della mattina successiva per ripulire il tutto. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchioli, restiamo a Venezia per parlare però di turismo ovviamente e per parlare del concetto sempre più frequente e diffuso del museo diffuso tra gli hotel veneziani. È arte e ospitalità a braccetto grazie a un accordo tra l'Associazione Veneziana Albergatori e il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici. Si rinnova l'accordo fra l'Associazione Veneziana degli Albergatori e il Circolo Veneto, che con la Fondazione Musei Civici metteranno a disposizione degli hotel della città le opere d'arte del Premio Mestre di Pittura 2018. L'idea è quella di creare un museo diffuso, una promozione della cultura per lo sviluppo del territorio. L'obiettivo? Intanto dare il massimo di visibilità possibile a chi si esprime tramite l'arte, ospitando dei dipinti, delle opere che vengono che possono essere appunto ospitate negli alberghi. È un modo anche per massimizzare la comunicazione che si può dare a queste opere. I turisti che vengono puntualmente nelle nostre strutture possono avere quindi a questo punto la possibilità di vederle e amplificare la comunicazione dell'evento. L'idea è di costruire una mappa utilizzabile dal personale degli alberghi, opportunamente formato, in grado di offrire informazioni sull'offerta culturale della città di Venezia e di tutta l'area metropolitana. Si parte dalla nuova edizione del Premio Mestre di Pittura, che è espressione degli artisti locali e che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 220 fra pittori e fotografi provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Premio Mestre significa una convergenza di interessi culturali nella nostra città. E quindi avere le categorie economiche che sono coinvolte su questa nostra iniziativa culturale non fa altro che arricchire questo premio Mestre, che oggi si apre nei confronti di Mestre, ma Mestre è cerniera della città metropolitana. Il 2018 è un anno speciale per il premio. Il premio Mestre di Pittura è un premio che era famoso negli anni 60, che poi era andato dimenticato. L'amministrazione comunale aveva non più realizzato, l'anno scorso l'abbiamo ripreso e ha avuto un ottimo successo di partecipazione di pubblico e di artisti. I vincitori del premio saranno annunciati in occasione della cerimonia in programma il prossimo 28 settembre. L'iniziativa con il Circolo Veneto è l'inizio di un percorso che Ave certa possa essere utile per attrarre un turismo di elevata qualità. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Torniamo nella Marca a Villorba con le condizioni di degrado assoluto in cui versa un stabile ex Maber a Villorba, tanto è il degrado che i residenti vicini ci hanno chiamato per venire a testimoniare.
Sacchi dell'immondizia gettati da tempo e mai raccolti, acqua stagnante con topi, rospi e zanzare che rendono la vita impossibile ai residenti. È questa la situazione di via Cartiera nell'ex area ex Maber. Lo stabilimento è chiuso da anni e la zona da allora è rimasta così, in uno stato di assoluto degrado. La denuncia arriva da un residente che abita poco lontano e che ci spiega che la famiglia non riesce nemmeno a dormire di notte. Il gracidare dei rospi e le zanzare stanno mettendo tutti a dura prova. Quello è il problema, togliere l'acqua, basta. Pulire solo l'acqua, dopo tutto il resto a me non interessa solo che poter dormire la notte senza avere il problema delle zanzare e dei rospi, basta. Le immagini parlano da sole, l'area è in uno stato di assoluto abbandono, ma a farne le spese sono i cittadini che vivono lì vicino. Non è solo brutto da vedere, spiega Carrer, ma è diventato un problema. Non penso che sia giusto che abbia vivere in queste condizioni qua, vedere questo ambiente così integrato, in che condizioni qua, e anche con l'immondizia, con le topi, e tutto qua. Più volte Carrer si è recato in comune per segnalare la situazione, ma fino ad ora nessuno si è mosso, ci ha detto, e noi continuiamo a vivere così, una situazione che peggiora di anno in anno. Da diversi anni, da quando che ha smesso qua tutto quanto, che ha fatto fallimento, ogni estate o anche verso l'inverno c'è stato, anzi 2 anni fa c'era un problema che c'erano più di 1 metro, 1,20 metri d'acqua. La sua richiesta è semplice, che qualcuno del comune possa fare un sopralluogo per rendersi conto della situazione e poi attivarsi per eliminare almeno l'acqua stagnante ed i rifiuti. Vi ricorderete della storia di tennis, sicuramente la gattina che non vuole allontanarsi dall'ospedale di Oderzo. Nel nostro servizio in rete è diventato virale, arrivando anche, abbiamo raccontato anche questo, l'Accademia dei Gatti Magici che ha premiato la gatta che ha ispirato la famosa canzone di Gino Paolo. Ed oggi è ufficiale anche un riconoscimento che arriva da in riva al Monticano, un altro riconoscimento per Tenny, la gatta. Lì penso che si senta il gatto di tutti. L'avevamo raccontata così, attraverso le parole di Carmen, che dall'ufficio cassa dell'ospedale vede ogni giorno Tenny, la gattina che più che essere adottata ha adottato l'ospedale di Oderzo. Le avevano offerto una casa, il colore di una famiglia e ogni altra cosa si dà quando si adotta un animale. Ma lei no, con discrezione, senza soffiare o senza mostrare gli artigli, ha detto il suo no, grazie. Ci siamo accorti che lei era un po' triste e che comunque non si sarebbe abituata a casa. A malincuore abbiamo deciso tutti e 3, riportala in ospedale e vediamo cosa succede. Lei il giorno dopo era tranquilla, felice, come... Era bellissimo vederla. Una storia che è rimbalzata di media in media in un'emozione crescente fino ad arrivare all'Accademia dei Gatti Magici, che ha deciso di premiare Carmen, ma anche l'ULSS 2 per la sensibilità verso gli animali, cosa che peraltro avevamo già annunciato, ma che da questa mattina è ufficiale. Che la nostra ULSS ci tenga a cani, gatti e non solo lo raccontano spesso le nostre cronache, ed è giusto che il riconoscimento arrivi al direttore generale come alla cassiera dell'ospedale in riva al Monticano. Ma qui, come indica l'Accademia, c'è qualcosa di magico nella storia di Tenny, perché al di là delle crocchette e della cuccia garantita a ridosso dei reparti, c'è qualcosa nello sguardo che fissa ogni passaggio da e per l'ospedale. Tenny passeggia, si lascia accarezzare, talvolta fa le fusa ma si sente che sta aspettando qualcuno. Ed è questa forse la magia che la tiene attaccata a questo luogo, l'attesa di chi ha accompagnato fin qui e la sicurezza che un giorno i suoi occhi incroceranno quegli occhi che con un cenno gli indicheranno la strada di casa, che non è detto sia di questo mondo. Adesso l'appuntamento con i vostri oggetti legati alla Grande Guerra e con Franco Grespan, volto del gruppo folcloristico trevigiano, scopriamo come è stata riutilizzata una baionetta tedesca. Eh sì, un tagliapan, una volta non so come adesso che si trova il pan tutti i giorni, ma una volta specie in campagna si faceva il pan che durava 10, 15, 20 giorni e ciò l'ultimo che restava gli era piuttosto duretto e ora bisognava acciapparlo e tagliarlo. Sta famiglia qua, che magari aveva perso un catuto durante la guerra perché tante case erano andate su, e acciappava una baionetta, appunto tedesca, anche il nome qua, e gli ha fatto un tagliapan. Nonostante sia passato un secolo, brilla ancora l'acciaio di questa lama.
E fa un po' rabbrividire il dorso seghettato studiato per lacerare ancora di più la ferita inferta al nemico nell'assalto all'arma bianca. Un'arma micidiale quanto precisa, acciaio temperato con un'impugnatura studiata nei particolari sia per l'utilizzo manuale che agganciata al fucile, e tutto in perfette condizioni, garantite dall'utilizzo non tanto sul campo di battaglia quanto sul tavolo della cucina. Penso che venga dal Piave perché diverse persone ne hanno portato degli oggetti appunto della Grande Guerra e penso che questo sia sta in mezzo a. Gli stai anche bravi perché te sasi un acciaio non tanto fresco, ma per fare il buso, per mettere il buoncin, bisogna avere un bel trapano, a tu capito. Un'osservazione semplice quanto profonda, che sottolinea la caparbietà nella trasformazione di oggetti divenuti con la fine del conflitto inutili, se non addirittura dannosi, perché ricordavano le violenze dell'invasione. Tante famiglie gli ha rimesso, perché non so che bisogna pensare che idea del Piave, Cima d'Olmo, San Michel, Tesse, era tutto sotto gli austriaci e correva qui, anche dentro una staia, io correva le bestie per mangiare e bisognava stare a guardare e femmine che piangeva e i tedeschi portavano fuori le bestie, prova a pensare che momenti che ha passato. Un nome e un numero di serie conferma l'appartenenza all'invasore, che nel novembre di 100 anni fa venne definitivamente sconfitto. Dopo le sue devastazioni iniziarono quelle della fame e della carestia, di un territorio rimasto per anni avvelenato. Ma forse la speranza dei giorni migliori partì proprio da oggetti come questo. Questo oggetto qua fa pensare tante robe. Forse il tosato che lo aveva in mano e anche a copà altra gente. E dopo te vedi, se finito, andare su una famiglia per dargli da mangiare il pane alle persone, ai tosatei, agli anziani. Da arma da guerra è passata a un'arma di pace, si può dire. Ecco. Decreto dignità farà saltare il mercato del lavoro? È il titolo della puntata di ore 13, non da fra pochissimo, subito dopo di noi. Ne parliamo con Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, con Luigi Susin, imprenditore del settore termoidraulica, e Antonio Candiello, docente di economia all'Università di Venezia. 0422 1626 798 per intervenire in diretta con le telefonate, oppure come al solito un messaggio sulla pagina Facebook di Antenna 3. Poi questa sera 20:10 ospite di Ferdinando Marino sarà il sindaco di Treviso, Mario Conte, quindi faremo anche un primo bilancio delle attività e anche le ultime novità. Ovviamente si parlerà anche del caso del piromane che continua a colpire a Treviso, ma non solo, ci sono tanti spunti ovviamente per l'attività del nuovo sindaco di Treviso. E poi alle 21:15 torna a Ring la politica alle corde, il talk show del lunedì della politica, per parlare con Pierpaolo Baretta del Partito Democratico, l'avvocato Maurizio Paniz, quindi si parlerà anche ovviamente della questione taglie vitalizi, anche dei ricorsi che sono in piedi da parte degli ex parlamentari. Poi Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Dimitri Coin della Lega. Tutto questo è Ring dalle 21:15. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Peggiora sulle nostre regioni a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio deciso peggioramento, con rovesci e temporali ovunque, localmente anche di forte intensità. Temperature in lieve ripresa, con minime comprese tra 18 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 29 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti un po' ovunque e dentro sera qualche pioggia, specie sulle aree costiere. Temperature in lieve aumento, con minime tra 20 e 21 gradi, massime comprese invece tra 28 e 30 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige.
Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature stazionarie con minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi circa. Per ora è tutto, un saluto dal Meteo di Antenna 3.